Questa era Bene, riprendiamo i nostri lavori. Stavo dicendo che il bilancio di previsione, che è stato approvato dal direttivo a dicembre, praticamente si sposta molto nei valori rispetto alla realtà effettiva che oggi abbiamo illustrato col bilancio consuntivo, quindi prendiamolo per buono e così via. Il bilancio di previsione è una leggera diminuzione rispetto alla previsionale 2022, ma è di una fesseria, 6.035 euro. Aumento sostanziale nel costo del personale e negli oneri diversi di gestione. Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 5.500. Vedete bene che il valore che abbiamo presentato nel bilancio consuntivo è molto più alto. I servizi 1.800 euro, personale 26.100, accantonamenti 31.500. Adesso questi accantonamenti sono stati poi nel consuntivo eliminati poiché con la nuova normativa che hanno fatto per il bilancio che è stato approvato dalla Commissione nazionale, praticamente non possiamo accantonare questi soldi, questi 30.000 euro. Questi 30.000 euro praticamente si riferivano alla quota che ci dava sempre la Regione Sardegna per gli borse di studio, che noi accantonavamo e poi durante l'anno successivo noi distribuivamo agli studenti che facevano il concorso. Oneri diversi di gestione 115.000 euro, totale 179.000 euro e 0,15. Sui rapporti bancari 800 euro, siamo stati molto fiduciosi ma non ne sarà così. Costi di gestione, materie prime di consumo di comprendori di uscite pari per 5.500 euro, materiale di consumo 600 euro, cancelleria stampata 2.500 euro, spese varie di gestione 2.000 euro, imposte e tasse 400. Servizi da terzi comprendono le seguenti voci per uscite pari a 1.800 euro, prestazione del lavoro autonomo, costi per il lavoratore delle VC delle sedi 1.600 euro, prestazioni professionali 200 euro. Questo è uno studio che ci fa un grossissimo favore perché ci tiene la contabilità delle buste paga, ma come vedete per una cifra abbastanza irrisoria. Personale retribuzione 22.000 euro, ogni servizio sociale e previdenziale 3.950 euro e INEL 150 euro, totale 26.100. Accantonamento e trattamento di fine rapporto personale dipendente 1.500 euro, accantonamento progetto obiettivo, questi 30.000 euro che spariranno perché non si possono accantonare. Costi e oneri di attività diverse di interesse generale, questo abbiamo visto, andiamo avanti. Spese di funzionamento associativo, organizzazione assemblea regionale 12.000 euro, partecipazione all'assemblea nazionale 7.500 euro, partecipazione ai convegni 1.000 euro, partecipazione a feste sociali 1.000 euro, partecipazione a riunioni AVS nazionali 2.000 euro, rimborso spese viaggio dirigenti 7.000 euro, rimborso spese viaggio organismi associativi 7.000 euro, quote associative 15 euro. Contributi associativi, contributo AVS provinciali 65.000 euro, costituzione nuove sedi 1.500 euro, stampa e propaganda, stampa manifesti e volantini 500 euro, pubblicità e propaganda 2.500 euro, organizzazione convegni e incontri 2.500 euro, gruppo Office Giovani 3.000 euro, corsi di formazione 2.500 euro, importo totale 115.015, totale costi e oneri di attività di interesse generale 179.915. Oneri diversi di gestione, uscite per attività finanziarie e patrimoniali, rapporti bancari 800 euro. Totale oneri e costi 180.715 euro. Ricavi, rendite e proventi di attività di interesse generale, contributo da enti pubblici 180.415 euro,
ricavi e redditi proventi da attività finanziarie e patrimoniali, da rapporti bancari 50 euro, da altri investimenti finanziari 250 euro, totale 300 euro. Io avrei finito col bilancio di previsione. Io ho premesso prima che è un bilancio che è stato predisposto nel 2022 e approvato a dicembre, che sicuramente non rispecchierà il bilancio consuntivo che noi andremo a approvare nel 2024, perché le spese, come abbiamo visto, il bilancio è completamente trasformato, quindi ci porterà a questa situazione. Io chiedo di approvarlo così come, poi si farà in seguito come andare avanti. Grazie dell'ascolto. Ora diamo la parola al Collegio dei Revisori, al dottor Siuli, Presidente del Collegio dei Revisori. Intanto chiedo ai capi delegazione di riunirsi un attimo, perché dobbiamo decidere un attimo una cosa e poi magari già mettersi in lista per gli interventi. I capi delegazione, anzi, sì, direi di riunirsi 2 minuti, ma casomai ci riuniamo qua 1 minuto. Buongiorno a tutti. Prima di leggere, che già avete voi, la relazione, però mi accomodo, perché così è meglio per commentare. Voglio dire, come potete aver visto dagli allegati alla documentazione, quest'anno, come già accennato il Presidente, come già accennato l'amministratore, i bilanci delle associazioni, sia a livello provinciale che a livello comunale, ma regionale in particolare, sono cambiati nel rispetto della introduzione della normativa RUS, ma in particolare anche perché ormai tutte le associazioni dell'Avis sono iscritte tutte a RUS e quindi devono rispettare quelle che sono le indicazioni di bilancio previste dal decreto ministeriale del 2020. Alla luce di questi, come potete vedere, il bilancio regionale, poi lo leggo, avendo superato i 220.000 euro, si compone di uno stato patrimoniale, di un rendiconto gestionale e di una relazione di missione bella corposa che spiega tutto l'altro. Detto questo, passo alla lettura. Metto gli occhiali. Allora, signor Presidente, gentili componenti del Consiglio direttivo, signori delegati e soci tutti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai signori Adriano Siuni, che è il Presidente, Claudio Cadoni e Serafino Dettori, componenti effettivi, ricevuto il bilancio dell'Avis regionale della Sardegna ODV, che è stato chiuso al 31 dicembre 2022, così come approvato dal Consiglio direttivo il 16 febbraio del 23, riunitisi in collegamento web a sensi delle disposizioni vigenti nell'osservanza degli assetti statutari, dopo aver proceduto all'esame e alla verifica delle poste ivi contenute, ha redatto e approvato la seguente relazione annuale. Come vi ho anticipato, il Collegio dà atto che l'associazione, l'Avis regionale Sardegna ODV, questo è il suo nuovo nome, dal 30 settembre 2023 è iscritta a questo registro nazionale degli enti del terzo settore, nel settore ODV, Organizzazione di Volontariato, repertorio 83215. Secondo la normativa vigente, ci riferiamo al decreto legislativo 117 del 2007, meglio noto come Codice del Terzo Settore, e del decreto ministeriale 5 marzo 2020, che vi ho anticipato, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'associazione, avendo superato il 220.000 euro, ha dovuto redigere questi bilanci con quel sistema che vi ho detto, di uno stato patrimoniale composto da questi 3 importanti documenti. Tutto ciò in adempimento del mandato a suo tempo ricevuto e nel rispetto delle competenze attribuite dello Statuto Sociale. Nel corso dell'esercizio 2022 il Collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Ha partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio direttivo
in relazione alle quali, dalle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tale da comprometterne l'integrità del patrimonio associativo. Ha acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dall'associazione, e in base alle informazioni acquisite possiamo confermare che le misure sono state prese nel rispetto dei principi di corretta amministrazione. Ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo dell'associazione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Ha vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo contabile, nonché sulla sua affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire. Ha controllato la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Confermiamo che il bilancio al 31 dicembre 2022 è regolarmente composto dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, e che i documenti sono conformi alla modulistica di cui al decreto ministeriale più volte citato del 5 marzo 2020. Dall'analisi delle poste patrimoniali, dei flussi di cassa e dell'attività programmata con relativo rendiconto previsionale, possiamo confermare la sostenibilità e il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente. Non sono pervenute denunce da soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 117/2017. Abbiamo monitorato sulla osservanza delle finalità civiche, sovranistiche e di utilità sociale. Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge. In particolare il Collegio ha vigilato 1. Sull'esercizio delle attività di interesse generale, che sono quelle previste dall'articolo 5, sull'esercizio delle attività diverse da quelle dell'articolo 5, che sono quelle dell'articolo 6, sulla realizzazione di attività di raccolta fondi previste dall'articolo 7, sempre parlo del terzo settore, sulla prescrizione in materia di destinazione del patrimonio in assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili, verifiche del rispetto dei limiti salariali per i lavoratori dipendenti. Questa verifica d'altronde è una verifica puerile perché abbiamo solo un dipendente, quindi non c'è stato un riscontro con gli altri dipendenti, però giustamente lo facciamo rilevare. Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri dati significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Va comunque dato atto che il Presidente e tutto il Consiglio direttivo nel corso dell'anno hanno svolto con encomiabile impegno tutte le attività sociali, in particolare quelle dirette alla sensibilizzazione del dono del sangue, proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. Signori soci, per quanto riguarda il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, messo a disposizione nei termini di cui è l'articolo 13 del decreto legislativo 117 del 2017, il Collegio ha vigilato sulla impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la relativa forma e struttura. Ritenuto che lo stesso sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'ente, il Collegio, nel relazionare sulle risultanze dell'attività svolta, nel rimettere i documenti contabili come predisposti dal Consiglio direttivo alle determinazioni delle competenze assemblea dei soci, propone di deliberare l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Copia della presente relazione è firmata dal sottoscritto, mentre la copia originale sarà conservata agli atti dell'associazione. Prima di salutarvi volevo semplicemente aggiungere due parole a quanto detto l'amministratore ma anche il Presidente riguardo a questa nuova struttura del rendiconto gestionale sugli interessi generali, sulle spese di interessi generali e per quanto riguarda l'ultimo... un secondo, Tommaso, lasciamo finire. L'avrò fatto subito.
Che è successo? Vai, terminiamo. Niente, volevo semplicemente precisare questo aspetto qua. Nel rendiconto gestionale, lettera A e lettera E, l'amministratore vi ha spiegato la situazione per quanto riguarda l'aspetto del bilancio, che sono state messe delle somme per quanto concerne la dipendente e poi altre spese generali. Quello che sto spiegando anche in altre situazioni è che bisogna tenere in considerazione in linea generale quali sono i costi e gli oneri di interesse generale e quelli che sono i costi e oneri di supporto generale all'associazione. In questo caso qui è stato ritenuto da parte del Consiglio che il supporto generale dato all'associazione da parte della dipendente sia in una quota stabilita, quello che è stato indicata lì. Naturalmente ogni associazione, sia a livello comunale che a livello provinciale, deve tener conto di questo aspetto. Certo, non ci saranno costi di personale, ci saranno altri costi. Di solito faccio un esempio: una penna che viene acquistata, questa penna qua io quanto la consumo per interesse generale e quanto la consumo per supporto generale? Quindi uno deve trarre una valutazione e mettere, se il costo della penna è 10 lire, è 1 euro, ci metto 90 centesimi perché molte firme le metto per l'interesse generale, ma un 10% o 5%, quello che è, la metto per il supporto generale. E questo vale per tutti, il ragionamento di logica è questo qui. Questo volevo aggiungere, vi ringrazio dell'attenzione, buon lavoro e buon proseguimento. Grazie dottor Suli. Oggi è un'assemblea un po' così movimentata, però sinceramente mi fa piacere che sia venuta un'amica di tutti, credo che tutti siate contenti di vedere Rina Lattu. Vado io a prenderla. Facciamo spazio, Allora ragazzi, voi pensavate di liberarvi di me, ma sarà dura. Ci hanno provato, ma io ho detto non vado da nessuna parte. E sono tornata di proposito nella mia, non dico prima perché direi una bugia, ma nella mia seconda famiglia che siete voi. Quindi ho detto è un'occasione perché cercherò di rivedere più o meno tutti, persone che seguo, perché le seguo sempre anche se sono in parte all'età, però già sono sempre rizza, quindi sto seguendo tutte le cose che state facendo e sono orgogliosa veramente di appartenere a questa grande famiglia. E se dovessi rinascere rifarei le stesse cose per 10 volte. La motivazione perché sono qui, infatti, perché saluto tutti. E poi volevo conoscere il presidente di Bodoni. Franco, dove sei? Eccolo qua, perché ci siamo sentiti diverse volte e abbiamo, come dire, partorito insieme anche queste nuove sedi, perché di ogni nuova sede ci sentiamo genitori perché ingrandiamo questa nostra grande famiglia. Poi naturalmente le persone che seguono e che coordinano tutto il nostro lavoro, dal presidente regionale a Vincenzo, i presidenti provinciali, a tutti i presidenti delle comunali, ma un grazie particolare a tutti i nostri donatori. Senza di loro noi saremo niente. Ogni tanto mi viene in mente di fare anche qualche appunto, lo dico sempre ma mi piace ricordarlo. L'82% di tutto, dice basta, ce l'hai detto 1000 volte, ve lo dico di nuovo. L'82% di tutto il sangue raccolto in Italia ha dato Avis. Quindi immaginatevi se solo per un attimo dovessimo interrompere le nostre attività. Il sistema sanitario, non sardo, sanitario nazionale andrebbe al collasso. Noi abbiamo sposato una causa senza aspettarci niente come ritorno, non siamo eroi, siamo solo persone che ci stiamo facendo carico un pochettino di quella che è la salute pubblica, che è un diritto di tutti. Su una cosa però mi arrabbio, non so se ci sono dei medici, vedo il dottor Murgia, vedo tutti quanti gli altri,
perché il personale medico e paramedico negli ospedali è assolutamente indispensabile, non entriamo nel merito. E quando succedono, tra virgolette, dei miracoli, delle cose positive sugli interventi, eccetera, dicono, ah, quell'equipe, quel medico, quell'infermiere, quella... giusto, ma raramente pongono un accento sul fatto che quegli interventi non si potrebbero fare se non ci fosse il sangue dei nostri donatori. Allora, non parliamo di eroi, non vogliamo metterci in vetrina, però ci siamo. E allora ogni tanto ricordare che ci siamo fa bene. Ora io non so se con Briola, se vi siete già sentiti con il Presidente, comunque queste cose, Vincenzo, dobbiamo rimarcarle per una questione di rispetto. Un aneddoto mi è venuto in mente stanotte. Siccome i sardi siamo molto generosi e rispetto a quello che doniamo, nonostante le difficoltà, nonostante il Covid, non abbiamo mancato ad un appuntamento, anzi siamo anche cresciuti, di questo veramente dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo altre problematiche e la popolazione è quella che è, quindi i problemi ce li abbiamo. Però osannare ogni tanto i nostri donatori non nascosta nulla, va bene, perché dice che siamo bravi, chi dirige, e allora se l'abbiamo fatto per scelta, voglio dire, non ci hanno puntato il mitra. E mi sono ricordata, perché i sardi siamo un po' così, esistevano un tempo i ricchi e i poveri, e sui poveri non è che si avesse molto rispetto. Fra i nostri donatori ci sono professionisti, operai, disoccupati, di tutto e di più. E c'era questo signore che adesso è morto da qualche anno, si chiamava Giovanni, ed era uno dei, come dire, dei relitti del paese. Io quando li chiamavo, signor Giovanni, guardi che deve venire la donazione. Questo signor Giovanni, io credo che capiate tutti il sardo, Maestra Arri mi chiamava Maestra Arri, ma a mie signore non me l'ha dato mai nessuno. Come? Ma voi sai scritto su così si fa che col vostro dono puntualissimo ogni 3 mesi quello che state facendo si è messo a piangere, perché dice a mie signore non me l'ha dato mai nessuno. Questi sono veramente signori, le persone che si fanno carico dei problemi degli altri. Chiudo, così non che collega a minare a Cartaglia, se mi lasciate il microfono non parlo più. L'unica cosa che vi dico veramente è che sono molto felice. Nonostante l'impedimento di tipo fisico che ho avuto, ho la fortuna di essere circondata da ragazzi, da giovani, ragazzi del servizio civile, dirigenti che stanno facendo tutto anche senza di me. Ci sentiamo, ci coordiniamo, eccetera. Quindi ne abbiamo parlato con Mario nella nostra assemblea provinciale, perché siamo un pochino datati, lo Presidente siamo in 20 anni, noi scuro, ci sta. Allora dobbiamo veramente costruire il ricambio in modo che la nostra azione non si fermi mai, perché se ci ho buttato 30 anni della mia vita, domani io muoio e l'Avis di Bitti, dico la mia, dovessi chiudere, no, non lo ha cadere, se catorro da esa tumba. Io capisco che ci sono difficoltà, abbiamo ancora qualche anno per costruire il ricambio e per passare il testimone. La nostra azione deve continuare perché è un nostro orgoglio. Basta dai, vi faccio una cosa di un buon lavoro a tutti quanti e speriamo che stiate sempre in buona salute, perché anche se vecchietti, noi ci siamo dietro le quinte, però dobbiamo mandare avanti i giovani, perché devono continuare la nostra opera. Auguri a tutti e grazie di questo. Grazie a Rina, fa piacere vedere Rina che sta ritornando a essere combattiva come sempre, come tutti la riconosciamo. Rina è una combattiva che non molla e noi siamo contenti di averti qua con noi. Grazie Rina. Devo rimanere, a me fa piacere. Come vuoi. Ma chi è che ho pagato per trasportare? Ci vuole un autista. Vabbè, ma anche il gratis vengo io. È un'assemblea un po' movimentata, ma credo che sia anche piacevole, diciamoci la verità. Avere una figura come Rina penso che ci abbia fatto piacere rivederla dopo
aver passato qualche momento un po' non molto bello. Riprendiamo i lavori, 2 secondi che ci rimettiamo a posto. Intanto i capi delegazione si sono accordati, inizierà la gallura e poi si prepara l'ogliastra. Prego Roberta. Buongiorno di nuovo a tutti. Il 2022 di Avis Provinciale Gallura è stato caratterizzato da un incremento delle donazioni di quasi 500 unità rispetto al 2021, permettendoci di raggiungere la bellezza di circa 5.900 sacche di emocomponenti. Tutte le comunali hanno lavorato sodo, nonostante le difficoltà, per cercare di avvicinare nuovi donatori al mondo della donazione e per coccolare i veterani. Abbiamo avuto modo di apprezzare come le varie realtà abbiano progettato e messo in pratica tanti progetti che coinvolgono tutte le fasce di età, ma soprattutto tutte le realtà che fanno parte di una comunità. Dal canto nostro, come provinciale, abbiamo cercato di omaggiare i donatori con le ormai consuete uova di Pasqua, i panettoni durante il periodo natalizio presso il centro trasfusionale e i calendari per tutte le comunali. Sicuramente semplici nel loro gesto, ma al tempo stesso riportavano anche ciò che i giovani della nostra consulta hanno ideato nella loro attività. Un logo che riporta un cuore che batte forte, abbracciato da tante frugoline di colore rosso, a rappresentare quale sia il vero significato del nostro operato quotidiano, il nobile e importantissimo gesto della solidarietà e del dono di se stessi e per gli altri. Il logo studiato è stato poi stampato su delle tazzine del caffè, sulle bustine di zucchero e sui tovagolini. Ciascuna comunale verrà omaggiata di questi prodotti, così da poterne usufruire durante le proprie attività e le raccolte. Avete avuto modo di vederli là al rinfresco, e in più il logo con la frase lo vedete lì nel cartellone alla mia destra. Abbiamo partecipato a diverse attività a livello regionale e i nostri giovani, nonostante i pochi incontri, hanno consolidato gemellaggi con la consorella provinciale di Sassari, con la quale hanno in mente diversi progetti. Le comunali hanno comunque portato avanti diversi progetti, come ad esempio le Avis di Arzachena, La Maddalena e Palau, su iniziativa del nostro caro Dario, hanno sposato il progetto di Avis nazionale Rosso Sorriso con Oreste e Castagna nelle scuole elementari, mentre Avis Olbia ha ottenuto dalla Regione Sardegna un contributo per l'acquisto di un'automoteca per incrementare il servizio di raccolta. Inoltre sono in programma l'apertura di 3 nuovi punti di raccolta a Golfaranci, La Maddalena e Tempio. Ci rendiamo conto che non è tutto rose e fiori, anche perché ogni giorno dobbiamo far fronte alle difficoltà che ci regala un sistema sanitario ormai disastrato, sguarnito e carente. A questo proposito colgo l'occasione per ringraziare l'impegno costante degli operatori del centro trasfusionale di Olbia, che nonostante tutto cercano di svolgere al meglio la loro missione e il loro lavoro. Ad Avis regionale per il costante supporto. Non per ultimi ringraziamo anche tutta l'Avis provinciale Sassari, sempre puntuale, operativa ed efficiente, che ad ogni raccolta si scontra con le tecnologie un po' obsolete o disastrate messe a disposizione. Grazie a tutti per l'attenzione, ma soprattutto per l'impegno, la costanza e l'amore che mettete e mettiamo al servizio di questa splendida realtà associativa. Viva Avis, il direttivo provinciale Avis Gallura. Ora diamo la parola alla provinciale Ogliastra. Buongiorno a tutti, sono Luciana Mirai, sono a capo di un numero di persone che dedicano il loro tempo libero alle raccolte di sangue.
La mia splendida Ogliastra, che vi invito a visitare, oltre che ad un mare stupendo e un altrettanto magnifico territorio montano, è ricca di persone volenterose che si sono dovute improvvisare commercialisti, segretarie o tesorieri, mentre nella vita comune sono militari, commercianti, casalinghe e anche pensionati. Oltre a portare i loro saluti a questa assemblea e al Presidente e a tutto il direttivo, chiedo cortesemente che nel prossimo futuro vengano istituiti dei corsi di formazione atti a semplificare il lavoro a coloro che ogni giorno cercano di districarsi in una rete di burocrazia in cui tutte le associazioni di volontariato si sono impigliati, considerando che il funzionamento delle sedi Avis dipendono anche da una buona e facile gestione. Cerca di interpretare il pensiero dei presenti, chiedo che venga presa in considerazione la mia richiesta e rinnovo il saluto delle Avis Ogliastrine. Grazie dell'attenzione. Ora il capodelegazione Mario Tratti della provinciale di Nuoro. Buongiorno a tutti. Allora, signor Presidente, signor rappresentante di Avis nazionale, signor consigliere nazionale, signori delegati e autorità, porgo un caloroso saluto a nome dell'Avis provinciale di Nuoro e un ringraziamento particolare all'Avis provinciale di Sassari e alla comunale di Budoli per l'ospitalità, l'organizzazione e l'accoglienza. Il consueto appuntamento annuale ci vede riuniti per un'analisi e un contributo ai lavori assembleari dell'Avis regionale. La nostra sarà una relazione volutamente breve. Tralasceremo le questioni prioritariamente territoriali, quali problemi nelle raccolte locali o di sede locale che non abbiamo ancora, o di grande attualità come la nuova legge sul terzo settore e successiva iscrizione a RUNZ che qualche problema ha dato e sta ancora dando, per concentrarci su qualche punto di interesse generale. Questo perché parlare di tante cose potrebbe diventare dispersivo a scapito della concretezza a cui puntiamo. La delegazione della provincia di Nuoro, dopo aver prima letto e poi ascoltato la relazione morale del Consiglio direttivo regionale e le relazioni finanziarie, esprime voto favorevole sia per l'una che per le altre, ringraziando il Presidente, l'Esecutivo e il Consiglio per l'impegno profuso. Ecco la fotografia della situazione associativa della provincia di Nuoro. 29 sedi, 5.490 donazioni, 3.760 soci. I soci sono diminuiti di 156 e questo potrebbe non essere una cattiva notizia, in quanto è probabile che le sedi comunali hanno prestato maggiore attenzione alla revisione annuale degli elenchi. Infatti, nonostante ciò, le donazioni sono aumentate di 415 unità, arrivando a 5.490 sacche, pari al 72% di tutto il sangue donato e lavorato nel centro trasfusionale di Nuoro. Contiamo di migliorare ulteriormente in futuro questi numeri nonostante il pauroso calo demografico che si registra in quasi tutti i comuni della provincia, ma anche della regione. Confidando nella costituzione di altre sedi cui stiamo già lavorando. Nel 2022 abbiamo costituito l'Avis di Posada e di Silanus e non siamo lontani dall'obiettivo di avere una sede in ogni comune, almeno in quelli da 600 abitanti in su. In provincia di Nuoro abbiamo ormai superato le 200 raccolte all'anno, con una media di 24 sacche per volta e un indice di 1,41 donazione per socio. Il sistema di prenotazione a orario concordato con i donatori che diverse sedi stanno adottando sta portando i suoi vantaggi, eliminando le consuete code davanti alle automoteche e rendendo la gestione della raccolta molto più serena e meno stressante, e questo anche fra virgolette grazie al Covid, perché proprio in occasione del Covid che abbiamo, per evitare gli assembramenti, abbiamo dovuto tema di convocazione. Prego.
Un punto particolarmente importante a cui teniamo moltissimo di interesse generale è il rapporto con le scuole. Riscontriamo delle difficoltà di incontrare gli studenti nelle loro aule per parlare di AVIS e di donazioni di sangue. Crediamo non sia una cattiva volontà dei dirigenti, ma di reale mancanza di spazi nei loro programmi didattici. Un tema così importante e formativo non può essere lasciato alla buona volontà dei dirigenti scolastici che devono incastrare questi incontri con le loro attività già programmate, ma deve essere inserito nel programma didattico di ogni scuola, soprattutto di quelle superiori dove è poi possibile organizzare una raccolta con gli studenti maggiorenni. È necessario un confronto, signor Presidente? È necessario un confronto fra AVIS regionale e assessorato alla pubblica istruzione regionale per affrontare questo argomento affinché venga riconosciuta la necessità di incontrare gli studenti per creare cittadini e donatori consapevoli. Si tratta, come tutti sappiamo, di un farmaco salvavita, si tratta di salute. Si tratta di sostenere il Servizio Sanitario Nazionale e non crediamo sia un argomento inferiore a tutti gli altri che nelle scuole si affrontano. Se la donazione del sangue deve diventare un fatto di cultura, non può prescindere dall'essere argomento scolastico. Sia chiaro, in molte scuole vi è grande collaborazione, ma non in tutte. Se l'AVIS regionale facesse sua questa nostra proposta e centrasse l'obiettivo, sarebbe un grande successo per questa breve relazione, ma anche per questa assemblea. Ovviamente l'AVIS non deve poi farsi trovare impreparata predisponendo quanto necessario per incontri proficui e di qualità. Ecco, un solo punto ma fondamentale, con l'auspicio che fra un anno il Presidente regionale possa scrivere di aver ottenuto dei risultati in questo senso. Grazie per l'attenzione. Grazie Mario, grazie a tutta la provinciale di Nuoro. Ora diamo la parola a Tonina Sebis del Medio Campidano. Non sei tu capodelegazione? No, non lo so. Allora mi hanno No, è informato Marino. male. So che è Marino. Chi è capodelegazione? Ah, scusa. Io devo parlare ma di tassazione, non di... Scusa. Capodelegazione Marino Toni. Grazie. Sono il capodelegazione dell'AVIS provinciale del Medio Campidano. La relazione sarà una relazione abbastanza breve. Cari amici e rappresentanti di tutte le AVIS della Sardegna, signor Presidente del direttivo regionale, signor rappresentante di AVIS nazionale, signori delegati, vi porgo i più sinceri saluti da parte della delegazione di tutti i volontari e donatori dell'AVIS del Medio Campidano. Quest'anno, a differenza di come abbiamo fatto nei 2 anni precedenti, non voglio sottolineare numeri e attività svolte che in parte sono già stati sottolineati nella relazione del Consiglio direttivo. Non riteniamo infatti che la Sardegna sia ancora il contesto proficuo di confronto e di risoluzione dei problemi. Ci auguriamo che le varie problematiche che vengono prese in considerazione in maniera seria e concreta dal direttivo regionale e che trovino presto delle soluzioni a vari livelli, specialmente su quelli istituzionali. Ribadiamo la necessità impellente di creare occasioni di incontro, di confronto reale con tutte le AVIS territoriali, al fine di analizzare in maniera capillare la peculiarità che caratterizzano i singoli territori. Preannuncio che il voto sarà libera scelta dei singoli delegati. Rinnovo i saluti e auguro a tutti un buon proseguimento del lavoro. Grazie a Marino Toni. Ora diamo la parola al Presidente provinciale di Sassari, Antonio Dettori. Buongiorno a tutti.
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti a nome della delegazione dell'Avis provinciale di Sassari. Ringraziamo prima di tutto l'Avis provinciale Gallura e la comunale di Budoni per l'accoglienza che ci avete riservato e per l'impegno nell'organizzazione di questa assemblea. Questo è uno degli appuntamenti associativi più importanti, oltre che per l'approvazione dei bilanci, anche per illustrare il lavoro svolto giorno per giorno dall'associazione, il quale ormai è una grande famiglia. Costituisce motivo di orgoglio far conoscere i dettagli dell'operoso e silenzioso agire quotidiano dei volontari. Un lavoro spesso faticoso e sovente, pieno di difficoltà, compensato però dalle soddisfazioni di porsi a disposizione del prossimo in maniera gratuita e volontaria, sempre con il sorriso, pronti a rispondere dei bisogni e di chi purtroppo viene chiamato ad affrontare i disagi e le sofferenze legate a patologie più o meno gravi. Infatti, nel corso del 2022 la provinciale di Sassari si è ulteriormente impegnata al fine di migliorare l'attività svolta e la crescita dei nostri soci e il numero delle donazioni ne è la dimostrazione. Nel 2022 siamo stati costantemente impegnati organizzando quasi 1000 giornate di raccolta del sangue, raggiungendo il risultato di quasi 20.000 unità di sangue raccolto tra intero e plasma, con un incremento di 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente. Di queste 10.500 sono presso le nostre sedi territoriali e comunali della provinciale di Sassari, mentre le restanti presso le provinciali Gallura e Nuoro, con le quali è attiva da qualche anno una sinergica collaborazione per la raccolta diretta del sangue. Inoltre continua a essere attivo presso il centro trasfusionale di Alghero la collaborazione per garantire con il nostro personale sanitario l'apertura pomeridiana delle raccolte del sangue ogni pomeriggio. Nel 2022 abbiamo avviato una campagna di comunicazione istituzionale e la creazione dell'ufficio stampa dell'Avis provinciale attraverso i giornalisti di Sardegna Live. Questo ha sicuramente migliorato la qualità e la quantità di comunicazione attraverso la carta stampata locale, ma anche la costante presenza sulle testate giornalistiche, online e attraverso anche i TG regionali e sui social, Facebook e Instagram. Attraverso questa campagna abbiamo realizzato diversi video spot con la Dino Basket, per esempio, e la Torres femminile, i quali sono andati in onda anche su Videolina tutti i giorni nei mesi estivi, e uno nel mese di dicembre con il simpaticissimo Alessandro Pili, in arte sindaco di Scaffingio, grazie alla collaborazione che ci ha ospitato l'Avis provinciale di Cagliari, andato in onda anch'esso su Videolina e sui social. Questa campagna di comunicazione ha offerto un servizio alle comunali per promuovere anche i propri eventi ed iniziative, le quali, visti i risultati ottenuti, sta proseguendo anche nell'anno in corso. Al tema della comunicazione è legata anche la creazione nel 2022 di un nuovo sito internet, costantemente aggiornato, che prevede anche la possibilità della prenotazione online per tutte le sedi comunali, nei nostri centri mobili di raccolta nel territorio. Grazie al contributo invece di 10.000 euro concesso dalla Fondazione Sardegna attraverso il bando pubblico di salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa del 2022, abbiamo organizzato in collaborazione con Sardegna For You 30 giornate di prevenzione, effettuando quasi 3.000 screening gratuiti ai donatori di sangue della provincia di Sassari. Un progetto ambizioso, il quale ha permesso ad alcune persone di venire a conoscenza di patologie delle quali erano ignare di avere, oltre ad aver fatto in modo che si parlasse sempre di più di Avis e della donazione del sangue. A tal proposito consentitemi di ringraziare tutte le comunali della provinciale di Sassari, i loro presidenti, i direttivi, i quali sono sempre pronti a gestire qualsivoglia situazione emergenziale, il personale sanitario, amministrativo e gli autisti, i quali sono sempre disponibili nonostante le difficoltà. Infine un ringraziamento per la preziosa collaborazione anche alle comunali afferenti alle provinciali di Gallura e Nuoro, che accolgono le nostre automoteche e il nostro personale sempre con il sorriso e anche con roba da mangiare, perché vantano molto questo. Mi soffermo un attimo per ribadire la nostra totale fiducia verso il direttivo officer regionale, in particolar modo nel presidente Vincenzo Dore, non solo perché appartiene alla nostra provinciale, ma perché secondo noi si sta impegnando al massimo per risolvere gli annosi problemi che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare. Per questa delegazione siamo assolutamente approvati sia la relazione del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023. I risultati ottenuti sono senza ombra di dubbio grazie a tutti voi. Grazie. Ora diamo la parola al provinciale Suddisi Iglesiente e a Irma Concetta. Irma? No, abbiamo invertito. Mi state pedalando. Mi stanno boicottando. Queste sono le informazioni dietro. Graziano Castelli.
Buongiorno a tutti, sono Graziano Castelli, sono amministratore della provinciale, nonché delegato regionale. Andrò un po' in controtendenza, perché siamo in controtendenza. Relazione dei delegati provinciali Carboni Iglesias, a nome mio personale, a nome e per conto del presidente Pira Seligio, oggi assente per motivi di salute, a tutto il direttivo della provinciale Carboni Iglesias e dei soci del nostro territorio. Porgo a lei, signor Presidente, al rappresentante dell'AVIS nazionale, a tutto il direttivo regionale e a tutti voi il più cordiale saluto. La provincia in cui abito vive una crisi perenne, mancanza di lavoro, di natalità, immigrazione giovanile, spopolamento, cose note, probabilmente sono molto uguali per tante provinciali. A ciò aggiungiamo carenza di personale sanitario, cosa che a noi penalizza doppiamente. Siamo un unicum, l'unica provincia della Sardegna con 2 centri trasfusionali ASL, senza punti di prelievo fissi e non servita dall'autoemoteca Avis. A quanto vedo e sento dalle consorelle degli altri territori, si litiga sull'uscita nelle domeniche. Da noi si discute se può o non può uscire l'autoemoteca ASL, e sto parlando di qualsiasi giorno della settimana, non esiste la domenica. Quella ce la siamo già scordata da una decina d'anni, quindi siamo proprio alla frutta. I giorni dispari ci si lamenta che c'è carenza di sangue, i giorni pari si è sordi alle nostre sollecitazioni per le uscite dall'autoemoteca. La risposta, quando ce la comunica, è: non abbiamo personale, avvicinatevi al centro, se vi avvicinate donate, se no probabilmente, questo lo dico io, naturalmente magari non è vero, non ne abbiamo bisogno, non ne abbiamo necessità. Dei problemi che hanno le comunali se le autoemoteche non escono siamo tutti consapevoli, non aggiungo nulla di cui non siate a conoscenza. Ho mandato personalmente una lettera al direttivo regionale. Con il presidente della provinciale abbiamo avuto colloquio con l'esecutivo regionale. Il nostro esecutivo ha incontrato Avis provinciale Cagliari. Non sappiamo più dove sbattere. Il 20 febbraio scorso, come con voi concordato, abbiamo mandato la PEC per richiedere un incontro all'ASL 7. Non ci rispondono. Per conoscenza è stata mandata anche all'assessorato regionale e all'SRC regionale. Buona parte dei presenti è al corrente di ciò che sto affermando. A parole solidarizzate, tante pacche sulle spalle. Approvate l'operato, date consigli. Nel frattempo, concedetemi la ripetizione, il tempo passa e nulla accade. Forse è passato troppo poco tempo, ma le Avis della provincia Carboni Iglesias hanno una gran fretta. Non riusciamo a comunicare il nostro malessere. La ASL, come le altre istituzioni, non ci considerano. Non posso declamare che le cose vadano bene, che la defiance del 2022, 700 donazioni in meno, che è una cosa incredibile per noi, sia solo un cigno nero, che il 2023 sarà migliore, direi solo bugie. Ad oggi probabilmente ce ne saranno ulteriormente una diminuzione, quindi tra un po' spariremo. La donazione a livello regionale strappa un altro record, 85.273 donazioni. Complimenti e grazie a tutti i donatori. L'Avis regionale contribuisce col 65% all'ottimo risultato. Nel nostro territorio l'Avis partecipa al 43% della raccolta. Sono solo numeri, ma che inquadrano la nostra situazione. Rispetto all'anno scorso l'Avis provinciale Carboni Iglesias ha avuto l'8% in meno di donatori, il 22% in meno di donazioni, e quest'anno stiamo ulteriormente calando. Una consorella non più attiva, sembra una Caporetto, cioè non sappiamo più da che parte voltarci. E questa emorragia non sembra arrestarsi, anzi, quello che è capitato a Sant'Adi in un futuro non troppo lontano potrebbe succedere ad altre.
Noi siamo certi che qualcosa si deve fare, non possiamo assistere inermi a questo declino. A noi, e sicuramente ci auguriamo di sbagliarci, pare di essere considerati periferia della periferia. Si vuole o non si vuole raggiungere l'autosufficienza regionale? Ci ho messo una sfilza di punti interrogativi perché non c'è risposta. Auspichiamo il vostro intervento, sperando che tra gli argomenti da trattare nel tavolo tecnico da voi richiesto alle istituzioni ci sia anche il nostro, per poter cogliere anche nel succis presente i frutti della sensibilizzazione al dono, dell'altruismo e solidarietà in cui tutti noi crediamo. Siamo come sempre a vostra completa disposizione, vi ringrazio per la pazienza e l'attenzione. Grazie Graziano. È doloroso sentire queste cose, lo so, purtroppo.